ricevuto forte e chiaro, state partendo per l'attività? Interrogativo. Sì, esatto, stiamo partendo in direzione Santa Maria. Sale l'acqua del Po nell'area golenale di Polesella. Le 44 squadre della Protezione Civile Rodigina sono operative 24 ore su 24 per monitorare il fiume nelle ore in cui è prevista la piena. I mezzi e i volontari partono dalle varie sedi provinciali. Tutte le attività commerciali che si trovano nelle aree golenali sono state sgomberate, come imposto dall'ordinanza della Prefettura di Rovigo, entrata in vigore nelle scorse ore. Ecco Borgo Santa Maura, qui a Polesella, è deserto, vuota e chiusa anche una pizzeria. L'allerta rossa che indica lo stato di allarme è stata confermata dalla Regione Veneto fino alle 14 di sabato 30 novembre. Da Parma intanto fanno sapere che l'onda di piena attesa in Polesine per la tarda serata di mercoledì è in fase di abbassamento, ma a preoccupare sono le previsioni meteo. Da domani cambia il vento e sono previste altre piogge a seguire Liguria-Piemonte. Quindi l'apporto del fiume potrebbe aumentare. Noi adesso ci stiamo tarando per fare sorveglianza H24 fino a lunedì. Il vertice in prefettura mette in campo tutti i volontari della Protezione Civile che sono in stretto contatto con AIPO, l'agenzia interregionale per il fiume Po, che monitora i livelli. Qui abbiamo, oltre alla sede nostra, abbiamo la sede distrettuale del RO4. È un progetto della provincia di Rovigo in coordinamento con la Regione Veneto per collegare tutte le varie postazioni della provincia di Rovigo distretti tra di loro e con la centrale operativa della provincia. Il picco della piena dovrebbe fermarsi a 8,40 m, un livello che la gente del posto, abituata e conoscitrice del fiume, osserva ma ancora non teme.